Non è possibile ad oggi fare applicazioni di maggiorazioni così anche arbitrarie al cliente se il cliente paga cash o con moneta elettronica. Questo non si può fare. Premessa la ferma condanna all'aggressione avvenuta al Bar Dan di Cornuda, l'indicazione della presidente di FIPE Unascom di Treviso non lascia margine di dubbio. Maggiorazioni sugli scontrini che non possono quindi essere applicate se si paga con bancomat. Possibile quindi che il bar di Cornuda venga segnalato all'autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale poi spetta erogare le sanzioni. Non è possibile anche e soprattutto poi decidere quanto, cioè 50 centesimi sono il frutto di quale calcolo, perché potrebbe essere 1 euro o 50 centesimi o 30 o 20, quindi non è comunque possibile, come non è possibile decidere informando anche il cliente che sopra determinate cifre di spesa si può accettare il pagamento con carta di credito o bancomat e al di sotto no. Pagamenti elettronici che tornano al centro del dibattito anche alla luce dei fatti di cronaca di questi giorni. Ed è bene ricordare che invece il cliente deve essere ben informato al momento del consumo attraverso un listino prezzi che deve essere nel caso di pubblici esercizi esposto in maniera ben visibile all'esterno del locale, per cui il cliente da fuori deve già avere un'idea di quali sono i costi ai quali va incontro e se c'è una maggiorazione che di solito è prevista per il servizio. Una maggiorazione legalmente riconosciuta, di solito del 10 o del 20%, a discrezione dell'esercente, che viene applicata per i servizi offerti ai clienti. Spesso serve a rientrare in diverse spese, tra cui quella di mantenimento dei plateatici. Resta però la problematica dei costi dei servizi POS che gravano soprattutto alle piccole imprese. È del 31 luglio la firma da parte delle associazioni di categoria, Sistema Bancario, Circuiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'accordo che mira a ridurre il costo per le transazioni inferiori ai 30 euro e che prenderà avvio dopo l'estate. Allegato a questo accordo c'è un modello standard schematico perché si possa vedere in maniera molto semplice quali sono i costi che i vari circuiti bancari, i vari sistemi bancari applicano qualora un imprenditore volesse aprirsi un conto corrente e di conseguenza ricevere un POS.